Antonio. Perduto. Dove è nata? A San Fele, sei a San Fele Potenza, provincia di Potenza. A San Fele, provincia di Potenza. Il 23 d'agosto 1939. L'esistenza stava nella Valdivia. Faccio leggere la formula. San Fele. Leggo voce un po' alta, signora. È un senza vocale, per appunto, Ciao, chiaro. non so tanto, no, è un... Lei ha pazienza, scusa. Lei che lei poi lo ripete, via. Sa leggere la signora? Sì, Sa ma leggere ma non ha gli occhiali. no, è consapevole, Presidente. morale, morale. Signora, a suo tempo ha detto che non sapeva. Sa leggere o no lei? No, io un pochino, come si dice? E se legge con difficoltà, non importa, lei che con difficoltà. Nessuno gli metterà il voto Un per po' questo. frustrata perché non mi Benissimo, signora, non è una vergogna. consapevole della responsabilità morale e giuridica che assume con la mia disposizione i miei degni diritto di lottare alla verità e non nascondere nulla di quanto è io. A mia coscienza. Sì, insomma, Coscienza, grazie. va bene, signora. Insomma, lei viene come testimone, qui viene sentita da questa corte come testimone e ci deve raccontare la verità di quelli che sa, ovviamente. Bene? Di cose che non sa, ovviamente non ce le dice, non ci venga a fare fantasie perché non No, ce n'è io- troppa in questi processi di fantasia. Va bene? Ecco. Signora, lei conosceva o conosce il Pacciani? Conosce il Pacciani? Sì, Pacciani Pietro, voglio dire. sì, L'ha frequentato. sì, no, sì, frequentato. Conosci anche Vanni Sì. Mario? Per disgrazia sì, Eh? per disgrazia sì. Mi ha portato la posta, disgrazia. scusa, Perché per ora non è disgrazia? di questo. Perché Sì, per disgrazia? beh, uno come lui non saprei come dire, perché sono troppe cose che mi hanno fatto male, di non poter stare neanche in casa, di vivere male. E tutte queste cose a me fanno male. Signora, lei a noi ci deve raccontare invece se è vero che lei una volta o più volte l'hanno portata Vanni e Pacciani a una piazzola agli Stupeti, Sì. dove poi è avvenuto un delitto. Sì. Ecco, ci può raccontare cosa avvenne quella Oh, interrogazione quando... venne che loro mi rubavano, mi spogliavano, non potevo fare niente, non potevo anche scappare a scazzo. No, racconti per bene, signora, no? Beh. Non va subito alla fine, racconti Sì. per bene. E allora mi venne che mi messero due e mi reggevano forte fuori dallo sportello Come? della macchina e così me ne volevano fare ogni cosa. Io non potevo fare No, per non ho nulla. capito niente, signora, non si capisce niente. E beh, forse sono un po' emozionata. E vabbè, vada con calma perché da nessuno gli corre dietro, nessuno sente, siamo solamente noi. Ecco, allora, mi dica un po'. Allora, mi hanno L'hanno messo... portata, chi l'ha portata lì agli Scopeti? Sì, mi prese per forza, come si chiama, Pietro Pacciani. No, lei aveva una relazione, diciamo, affettuosa con quest'uomo. Ok? Aveva una relazione, aveva dei rapporti con quest'uomo. No, No, no. Era che lui... Mi emoziona a dirlo. signora, su. Com'è che l'ha preso per forza? Che si vuol dire per forza per lei? Beh,
quando una persona è violenta, come si può dire? E ora E come cosa ha fatto per portarla in macchina? mi stringe forte per il petto e tenermi le mani e così mi butta dentro la Buttare dentro la macchina. L'ha portato dove? che è successo? Agli scopetti. Sì. E così poi E cosa è successo lì? e poi dopo c'erano quei vanno e mi hanno strinto No, forte. lascia stare avanti. Cosa è successo lì? E mi hanno trovato, come si dice, mi hanno spogliato. Ecco, lì Vanni c'era o non c'era? Sì, O c'era. insieme a... Ah. Anche lui è venuto in macchina. No, lui era dietro con la lambretta. Come? Era con la sua lambretta. Scusi, Io non c'ero. sta deponendo. Io non c'ero. Benissimo. C'era. Allora, aspetta. Lui è venuto in lambretta? Mhm. Venuto in lambretta. E che è successo quando è venuto lui? E mi hanno spogliato, mi hanno fatto ogni cosa. Cioè, e poi dopo come si dice? Ora mi riesce a dire, mi emozionai un po', le cose così. Sono cose un po'. Cioè, spogliata e che l'hanno posseduta? Vuol dire questo? Hanno fatto l'amore con lei? O no? E mi emozionava a dire la verità. Sono un po' emozionata a dire la verità. Signore, emozionante di che? Scusi, Beh, va bene, mi hanno spogliato e mi hanno violentato, una mi reggeva, un'altra mi... tutte e due c'erano. E mi volevano violentare, mi hanno rubato, mi hanno spogliato, mi hanno fatto tutto, mi hanno fatto tutto quello, mi è toccato scappare anche, mi è toccato scappare anche scarse, perché sennò non chissà che mi facevano. lei è scappata scalza? Scarse. E dove è andata? E dove è andata? E poi dopo sono scappata. Scappata. Perché non mi stavo vicino loro io. Cioè, l'hanno spogliata e lei è scappata spoglia? No, nuda? mi sono messe vestiti, sono scappata fuori perché non ci potevo stare più. Ecco. L'hanno violentato o no? Violentato nel senso di aver avuto un rapporto sessuale con forza, questo voglio dire. Per forza, sì, quello volevo dire. Hanno avuto un rapporto tutti e due o solamente uno? E chi dei due? Tutte e due. Tutti e due. Ecco. Ma non tutto per forza. Che poi Lì c'era solamente quella macchina, che macchina aveva il Pacciani? Avina 500. Aveva una 500. C'era solamente la macchina del Pacciani e la lambretta del Vanni o c'erano anche altre macchine lì? Ma proprio torno che dopo Come? sì. Attorno sì, c'erano loro dopo andavano, erano curiosi di guardare a quelle altre coppie. C'erano altre coppie? Beh, era un po' di, cioè come ti posso dire, eravamo preciso perché siamo fatti ricordare le cose per io. No, se non capisco cosa dice. E c'erano delle coppie che loro si... C'erano altre macchine ferme? Ferme, Questo vuol sì. dire coppie? Sì. E che è successo di queste È macchine? successo che io mentre loro mi sono toccata a scapparmi perché non ero dalla disperazione, non sapevo come fare, ero tutta graffiata, non capivo più nulla. Non... Cosa ha detto? Era tutta, da quando non capivo più niente, da quando come a fare, così mi sono trovata disagio, mi sono trovata a scappare come era, mi sono vestita. Perché lei non ha gridato? C'erano anche le altre coppie, gridava così, faceva... Sì, guardavano queste altre coppie, che, Chi li guardava le altre coppie? tutte e due, perché tutte e due li guardavano. Cioè, mentre stavano con lei, hanno lasciato lei e sono andati a guardare le coppie. E così. Sì. E cosa hanno fatto alle altre coppie? E che ne so io, ora guardavano e basta, io non so. Cioè, si avvicinavano alle macchine? E io così sono scappata. E in quel momento è scappata lei? Sì. E poi a casa come ci è tornata? E sono tornata. Pacciani l'ha ripresa in macchina dopo o no? Sono scappata un pezzetto. Per un pezzo, dice lei. E poi? A parte tutte le cose ora non mi ricordo preciso. Vabbè,
questo lo ricorda, Sì, Come sì, ricorda l'Andia Orientale, queste cose Sì, qui, ma e non- poi è cavo- scappata. Lei ha sì, cercato di andare via da sola, è andata via da sola a casa, ha fermato qualcuno, è tornata il Pacciani, chi è che come è tornata a casa poi? non è tornato a casa lui, non mi ha portato la mia casa, ho trovato una persona che mi portavano a casa a piangere e così mi hanno visto di piangere e mi hanno contato. Cioè ha trovato Una persona, non so un'altra chi. persona, cioè un umano automobilista. Ma io che non ricordo. E così mi tocca per avanti. Cosa mai a fare? E Senti, quando facevano, lui dice è andato a guardare le altre macchine, esattamente cosa hanno fatto loro? sì, Sono andati tutti e due o c'è andato uno solo a guardare le macchine? una per volta, però io ho fatto tempo a scappare. Uno per volta andavano. Però io ho fatto tempo a scappare. Per fortuna. Senti signora, lei Indovino Salvatore lo conosceva? Indovino Salvatore. L'ho conosciuto così di visto. Frequentava la sua casa. Frequentavano Vanna e Pietro Pacciano. Anche loro andavano. Poi Sì, chi altro andavano c'era? lì. E chi altro ci andava per la casa? Pietro Pacciano e Maria. Mario va bene. Sì. Poi chi ha altre persone oltre a questi due? Andrea Santoni. Chi? Antonio Figlio. Insomma, non c'è mica da... Sì, ora mi hai preso un po', sono un po' capirà, perché sono un po' emozionata, per la verità, a dirlo. Ha mai visto Faggi, Giovanni? Antonio chi? Sentiamo perché sarà emozionata, ma insomma per dire un cognome c'è Allora, da essere prima di tanto Faggi, emozionato. Antonio chi? Lei ha detto un Antonio chi? Allora c'era lì che faceva la Filippa, c'era, come si chiama? Non mi viene, sono un po' emozionata, scusate, sono emozionata, non riesco a dirlo per bene. No, le dica pian piano, non c'è bisogno di ormai l'emozione è già passata. Dai. C'era un Antonio, come si chiamava questo Antonio? Andrea Ciantonio. Andriaccio ha detto. Andreacci Antonio. Andreacci Andrea. Antonio. E che faceva questo Antonio? Ma io credo che facevo, non so, Senti, e Faggi Giovanni, l'ha conosciuto Faggi Giovanni? non lo so, che questo faceva. Non ho mai sentito nominare una persona così. Forse bisognerebbe mostrarti delle Un foto. rappresentante di Piastrelle, Ma di io- Calenzano. Se uno con la barba, come? No, niente parlo, quello è un altro. E allora non lo so, diciamo, e sono emozionata ora comunque, la verità sono un po' emozionata. Ora dopo gli mostriamo un nome. Semmai Elisabetta. Ecco, vada lei, sì. Signora, in questa casa si facevano dei riti magici, delle Sì, stregonerie, cosa si faceva? Esatto? E facendo le magie, io sentivo tutto che facendo le magie nere, facevano, lo sentivo della Filippa, quella che era. Che era l'amica di Sì. Tovino. E cosa gli diceva? Cosa ha visto lei? Io non è che ho visto, sentivo tutte le cose che dicevano, che facevano, poi ho visto, Che ha visto lei?
Io vedevo i Vanni Pacciano, andavano da lei, dalla Frippa. Vabbè, le persone che andavano, però cosa facevano poi queste magie nere? Cos'erano? Io per conto mio sono tutte cose, non so, Non è mai presa la curiosità di vedere anche lei? perché Di andare qualche volta anche lei? no, sì, quello li fanno soltanto i criminali. Io non so tipo di queste cose, non mi importa niente, non mi importa sta bene, no? Questi criminali. Ecco, cosa le ha detto la Filippa? Che c'era questo era tutta graffiata, buciava, piangevo, dicevo soprannome ai toscani il palo d'oro e loro c'erano tutti e lì facevano casini. Che faceva? Beh, che io, sai, se devo urlare, non è che posso, io sto a casa mia e sto che chiusa, perché io queste cose assolutamente non saprei come. Io ho messo queste cose proprio. Chi era graffiata? La Filippa era graffiata? Occhiata? Che cosa ha detto? Graffiata Sì, chi? era tutta gonfiata, era tutta gonfiata qui, si ubriacava anche. Chi? La Filippa? E poi dicevano vogliono ammazzare, vogliono fare qui e c'erano tutta questa gente qua che facevano tutte queste cose. Però io Capito? Lei non c'è stata, lei non l'ha vista, però non sa dire che cosa facevano. l'ho sentito dire da loro. Appunto, cosa ha sentito dire? Ho sentito dire si fa quest'altra con le mani, come si dice, e dice, ma si è sentito dire voce, sai io. Praticamente c'era una piccola finestra e poi una piccola stanza, noi non si faceva più tante cose, ma se chiude dentro io non ne voglio sapere. Queste cose a me assolutamente mi fanno soltanto. Usavano degli oggetti, degli animali, qualche cosa. Cosa usavano? Ma io non è che andavo a vedere non so che No, cosa ne ha detto la Filippa? Lei dice che la Filippa faceva questo e questo, cosa faceva? Lei dice queste cose, messe queste cose, dice io in tutto noi, da lei, poi vedevo soltanto che passavano loro da lì e basta, e basta. Senta, Vinci Francesco lo conosceva lei? Pincio, Francesco, non ho ricordanza di questa persona. Era un signore sardo, la barba. Conosceva? Uno con la barba. L'ho visto. Come l'ho visto? Cioè, uno con la barba. Eh. L'ho visto passare qualche mano. Dice che frequentava la sua figlia Milva. Io Sa questo? non lo so. È vero, non è vero, non lo so. Sa Non lei. non lo so per davvero. Sua figlia non ha detto nulla a lei. No. Io questo non lo so. Non credo che la mia figliola proprio. Che la mia figliola non. Questo Bolivino. Senta, lei ha raccontato la storia degli scopeti, l'episodio degli scopeti, l'hanno denudato, violentato, eccetera, ma questo è venuto quando stava in via Faltignano o stava alzando via Faltignano? Quando? Chiesa Nuova. O Chiesa Nuova? Quando è avvenuto questo episodio che ha detto lei degli scopeti? Con Vanni che è venuto in Lambretta e con Pacciani che la portò con la 500. Quando ero via Chianteggiani. Via? Chianteggiani. Via Canticciano dove? Vicino a fabbrica sotto Alla Sambuca. a Sambuca. Alla Sambuca, sarebbe lì. Quando stava la Sambuca l'hanno portata lì con gli scopeti. Vabbè, l'esame può proseguire in via normale. Presidente, domande. io chiedo innanzitutto, dato che ormai sono state fatte le domande, di mostrare
alla signora Spertuto le foto del Baggi e del Vinci Francesco per vedere se le ha mai viste. E intanto vorrei chiedere se il Vanni e il Pacciani sono mai andati a casa sua a... Sì, via Chiantigiani. sì. Che cosa venivano a fare, ricorda? Come li ha conosciuti, chi ha conosciuto? Lui l'ho conosciuto perché mi portava la posta, per l'appunto. Venivano in casa? Venivano in casa. Cosa succedeva in casa? Io capisco, signora, se... Che succedeva? Che mi tenevano forte forte e le sue sempre le solite cose. Le solite cose le può ridire, signora? Sì, me la piace. Ho capito che le viene da piangere. Se... Io sono emozionata. Su. Non so cosa mi ha. non sono cose facili a raccontare. Sì, preciso. Lei le ha già raccontate. Chi venivano? Venivano entrambi, Pacciani e Vanni, venivano a volte insieme, una volta, cosa? Dobbiamo sospendere un po', signora, Dobbiamo sospendere un po'. Presidente, se no possiamo Ho leggere la... sofferto troppo, Com'è? dobbiamo soffrire tanto. Lo so, signora, lei ha avuto una vita sfortunata per tante vicende, conosciamo anche noi. Va bene. Dobbiamo sospendere un po', dobbiamo interrompere un po'. No. No, possiamo continuare? Sì, oramai. Pian piano, signora, nessuno non ci corre dietro. Le racconti le cose serenamente, con tranquillità, tanto non necessario che ti dica la verità. Sì. Dai, usted. Signora, le stavo chiedendo, lei ha cominciato a piangere, ha parlato della sua vita sfortunata. Quando io le ho chiesto se Vanni e Pacciani venivano da lei a casa, lei ha detto di sì. E io le stavo chiedendo se lei ci può raccontare cosa le faceva. Sì, ma come si dice? Ora non mi sta cattiva. Si masturbavano. Sì. E a lei cosa chiedeva? Così un po', No, Questa signor- è la replica della deposizione resa a questa signora, replica con molte varianti. Ha Che mosso poi la vedete- mano Ha molto fatto il chiaramente. gesto con la mano. Ha fatto il gesto della mano talmente chiaramente, in modo talmente chiaro che che... non dice si masturbavano e se la risponde sì. Chiede cosa facevano, la signora non risponde e non risponde. No, Presidente, Però non si suggerisce le risposte a questi. Io non si Ma non è fa. vero, a parte lo potrebbe Codice anche non lo fare, prevede. a parte lo potrebbe anche fare. Grazie Presidente, grazie che mi ha chiarito, mi ha ricordato. Signora, lo Con racconti questo esame lei, si può fare anche la domanda suggestiva. ma non è suggestiva, l'ha detto fin dal primo. Presidente, gradirei non essere interrotto, se no veramente No, già ma la non è signora un'interruzione, è un'opposizione alla domanda. Io ho fatto ha già risposto, cosa formale, vuole porsi? opposizione formale. E lo so, ha già risposto, però non faccio Posizione tempo. respinta perché la signora ha fatto il gesto, signora, Con ci la spiega mano. un po' meglio allora. Allora, ci spiega un po' meglio lei cosa voleva fare, cosa dire con quel gesto lì. Ho detto, come si dice, sono un po' emozionata da vedere quante. Com'è? Parli un po' forte perché non capisco, lei già parla, Non sono si mangia emozionata le e parole. come si dice, e ora non riesco a dirlo. Scusate, perché si dice? Lei ci deve dire cosa faceva il Pacciani. Non mi riesco, sono emozionata e non riesco più a dirlo ora. Al di là Va bene, si della ricorda la parola. parola, va bene, ma vuol sapere cosa facevano? Sì, Materialmente cosa facevano? Cosa prendevano loro? Cosa prendevano? Il professore gli ha usato un termine, lei non se lo ricorda, va bene, ma io non voglio sapere il termine, voglio sapere l'azione, cosa facevano materialmente loro, o Perché- l'uno o l'altro.
mi tenevano a me uno l'altro e tenevano forte forte, e loro si facevano, come si dice, Lo dica pure in dialetto. Cosa facevano? Non si deve vergognarsi, non siamo tra adulti, non è santo vergogna, è cielo. perché sono emozionata, a dire la verità. E vabbè, emozionato, ora è emozionata. Una volta Noi si dice, come dite voi qui a Tavanello? Non si deve vergognare. lo so. Dobbiamo capire, signor, dobbiamo capire e basta. A noi non ci interessa mica, no, figuriamoci. E mi reggevano e si facevano. No. Cosa facevano? Come si dice a Tavanello? Cosa facevano? Noi si dice proprio Dicono? Non si deve vergognarsi, non si deve vergognare di che? Loro si devono vergognare, mica lei. Chi lo fa? però- Appunto, allora, quindi lei perché si vergogna? e si disturba, come si dice, si disturba, come si dice, si disturba, come ora la parola proprio per non mi riesce a dirlo più. Lo dica in dialetto pure, dica pure una parola Si come si facevano, usa. noi si dice le seghe, Le seghe, si facevano le seghe. oh, E chi si faceva le seghe? tutte e due. Tutte e due. Prego, mistero. Lei la spogliavano, la facevano spogliare prima. Come se ne spogliavano da sole. Questo è avvenuto più volte. Venivano a casa sua. Tante volte. Quando... No, ora tutto non lo ricordato. Tutto Senta proprio. una cosa, sa, ha mai visto se loro usavano anche degli strumenti, Sì, preciso. cioè ci spiega, Le cose finte, come si dice? li usavano su di lei, o su se Ne usavano sul preciso. come mai? Che non so perché. Lo so. Chi lo sa, tutte e due o uno solo? Tutte e due. Tutte e due. Non lo faccio più. Ce la fa più, tanto. Dobbiamo capire, signore il Presidente, signori della Corte, devo fare ancora una domanda, signora. E dica. Lei ci sa spiegare come mai andò via da via Candigiana e andò a stare in via di Faltignano? Fu una sua decisione? No. Come andarono le cose? Purtroppo questa e mio marito, tutti, Tutti chi si Maria Mugnaine, Maria Antonio e Vanni. chiamano suo marito, ma cosa Sì. c'entra col fatto che lei ha cambiato casa? Come Perché, mai andò? perché qui il criminale mangia orecchie e non sapeva che voleva fare. Lo picchiavano, lo portavano a ubriacare. Signora, lei ha spiegato più volte come mai andò via da quella casa. Ora sta dicendo che picchiavano suo marito. Ricorda, vuole spiegare meglio come mai lei si
decise ad andare via da lì. Poi Non poco è- tempo dopo suo marito morì. Non è che io oriento via di casa, è che quel criminale che mangiava le orecchie mio marito mi disse E andate faceva via. gli orecchi, scusi? E un parlatore, come lo chiama il soprannome? Mangiava le Parlatore. orecchie. Va Sì, bene. perché chiamava Lei- i carabinieri e non ne fece nulla. Allora Elisabetta Come si Prego. chiama, scusi, al di là del soprannome Palle d'Oro e un carabiniere? Ricorda il cognome di questo signore? No, io so che si chiamava Toscani. Questo carabiniere toscano era amico di questi signori? Erano amiche di Maria Mugnain quante anni a Poggio, che loro, chi lo sa quante è lungo queste cose, che si fu con Maria Era Mugnain. amico di Maria di Mugnaini, era amico anche del Vanni e del Pacciani o non c'entra? Sì, certo, e sono amica, e amico è bene. È proprio loro che erano una da famiglia. E allora cosa c'entra questo toscano, questi signori? Come mai l'orecchio? Si può spiegare perché? Perché chiamai i carabinieri a casa per non essere più disturbata a casa mia e non posso fare qualcosa, non ho fatto proprio niente. Questi carabinieri, questo toscano non ha fatto niente. Niente, nessuno di quelli che sono venuti in casa, niente. Non ha lasciato nemmeno una mano. E allora lei perché ha cambiato casa? Chi l'ha convinto? Non è che me ne convinti, io dopo... Non so Questo episodio dell'orecchio cosa... perché musicavano l'orecchio mio marito, non so. Perché mi mandavano anche fuori di casa. Fu proprio Toscana che mi mandava fuori di casa. Dice, e io dopo non capivo più nulla, era malato. Non so come si fa, quando uno sta a fare cose, con figlioli Ma minorenni. questo avvenne prima della morte di suo marito? Certo. Lei, signora, a proposito, l'ha spiegato, almeno con le difficoltà sembra da questo verbale che sembra avere oggi, però ha spiegato e dice, io le faccio presente, che lei chiedeva, ha detto, aiuto al toscano, anziché aiutarmi, lui minacciava mio marito e Toscano gli diceva infatti tirandogli le orecchie doveva fare come dicevano Pacciani e Vanni. Sì, che facevano loro, dice, lo minacciavo di forte perché poi si ubriacava, mio marito lo faceva ubriacare e così non minacciavano anche a lui, lo minacciavano di brutto. Suo marito minacciava. Sì, minacciavano di brutto. E come mai questo che era dei carabinieri non l'aiutava? Invece aiutava. Si vede che era un criminale. Ma lei è sicura che fosse amico di Pacciani e di Vanni? Certo, L'ha visti lei insieme? e li ho visto, sì. Da casa mia si vedeva ogni cosa. Da casa mia via Chiandigiano si vedeva ogni cosa. Quando lo vedevo insieme mi tremavano le mani. Ogni cosa, perché lì le finestre erano dappertutto, tutto si vedeva, no? Poi se si andava sulla Colombai, c'erano le finestre alte, si vedeva ogni cosa, ogni cosa, ogni cosa. Hanno anche picchiato, hanno fatto tutto. Chi hanno picchiato? Quando vedi questo mangiaorecchio, come lo chiamo io, Mangia questo mangiaorecchio lo chiamo io. È toscano. Toscano. Vogliamo mostrare queste foto? Vorrei prima mostrare la foto del Facci, se l'ha mai vista. Ah, vabbè. Sì, sì, ho capito, ma... Questa persona se l'ha vista qualche volta, se l'ha vista... Può darsi che l'ho vista che comporta così. Dove? Sta... Dove si? Ma sempre... Allora,
Grazie. Grazie. Antonio? Grazie. Un po' d'altro, per piacere, sì. Un po' d'altro, signora. Grazie. Stavo dicendo, l'ha visto il Signore? Beh, l'ho visto qualche volta di vista così, ma ora proprio E Se dove? l'ha visto di vista così, ricorda dove o... l'ho vista dove? L'ho vista qualche volta così, ma non mi ricordo preciso ora. Tutte le cose così. Lei sa come si chiama? No, Il nome Faggi le dice niente. questo Faggio non mi dice niente perché se l'ho vista di vista non posso capire chi era questa persona. Ma Io quando sono- dice l'ho visto di vista, cosa intende dire? Non riesco Ma a di vista così non voglio dire, se io l'ho vista di vista così non posso dire. Cioè, Che l'ha è? visto in paese, l'ha visto Sì, vicino a l'ho casa vista in sua? paese. Essa l'ho vista qualche volta in qua e là, però posso dire che questo Faggio, come si chiama, come si chiama, come si chiamava, non lo so. A casa sua è mai venuto? Non l'ho mai vista qui a casa mia. Lì in Faltignani c'è un bar, c'è un negozio di genere alimentare. Sì, L'ha mai visto lì il Signore? vicino a Fartignano, beh, l'ha vista. Cioè, ma però il cognome non lo so. No, si è visto questa persona. Sì, lì a l'ho vista così Faltignani. camminante, così, sì, quando, a volte quando andavo a fare la spesa, l'ho vista così camminare, però non so come si chiamava, non posso dire. Vogliamo mostrare anche la foto del... Sì, ora. Quando... Dell'altro, sì. Ora faccia bene. Bella Certo. signora, bella. Grazie. Signora, e ora? Che si fa? Presidente, dobbiamo capire Sì, lo so, la situazione. lo Non so. credo che sia facile, con tutti i problemi che ha avuto questa signora, venire a raccontarlo a degli sostanzialmente estranei. Dobbiamo anche... Deve esserci abituata, che è già stata interrogata durante il processo Falciani. Insomma, ora È non stata siamo interrogata cinesi. numerosissime volte alla polizia, dalla polizia da lei stesso, Avvocato Pilastro, dicendo un per sacco di cortesia. cose. Chissà perché quando arriva qui la signora comincia a piangere, a Presidente, vedere- io vorrei... Siamo un po' velocinici, Presidente, per cortesia. Presidente, chiedo scusa, proprio per venire, per dare atto di ciò che dice il difensore di Vanni, vorrei, dato che l'ho usato per contestazioni, depositare il verbale di deposizione di Sperduto Maria Antonietta, l'unico nel quale ha raccontato tutte queste cose diffusamente, del 7 marzo 96, dove ogni 3 parole si dà atto che la signora piange, che ha difficoltà a raccontarlo, per dimostrare che ciò che dice l'avvocato e dovrebbe essere abituata, è abituata a raccontarlo in questo modo. A questo punto insisto per produrlo e chiederei di mostrare la Nella vita foto. ci sono persone fortunate, ci sono persone Sì, sfortunate. e quindi- La povera signora è stata particolarmente sfortunata. Dobbiamo pensare che ha avuto anche diversi lutti in famiglia, non Infatti, molto chiari. no? infatti. Io stesso mi sono dovuto interessare, l'avvocato Grandail è presente nel processo della morte della figlia Maria. È stato bruciato il mio Anche quella è stata bambino, un'altra tragedia. quel bambino bruciato vivo. Va bene signora, su.
Vogliamo sospenderlo un po', così si ripete? Non importa, Andare un po' resisterò, al bagno? no, resisterò, Eh? perché sì, resisterò. Vabbè, Ne porto piano via. piano, su, c'ho un po' di comprensione, spero che sia l'ultima oggi. Dai, con questo. Vorrei solo mostrare questa foto, io non ho altre domande, chiedo la posizione. Quel signore, la barba. Sì, io l'ho visto con la parte, preciso, un po'. L'ha visto? No, ho sfiorato qualche volta, ma non mi ha. Sì. L'ho sfiorato qualche volta. Questo adesso non può camminare. Dica per bene, signore, su. L'ho visto pure così qualche volta. E Si ha atto che viene mostrata alla testa la foto di Vinci Francesco. Quindi l'ha visto qualche volta. sì, ma non sapevo che era. Non sa chi era. No, come c'è qui? Non lo so. Io Va. non credo che... Non ho altre domande, Presidente. Se- Parti civili? Difensori? Signora, senta, io la capisco benissimo, nessuno le vuol male, tantomeno io. Qui si sta cercando di capire nonostante dica. le cose. Quindi faccio le domande più semplici possibile, cerchi di capire la domanda, se non la capisce me lo dice, gliela ripeto tranquillamente. dica. Ecco. Tanto Lei si ricorda, signora, essere stata interrogata il 24 maggio, insomma, del 94, circa 3 anni fa, non di più, in un'aula come questa della Corte di Assise, del processo Facciano. Se ne rammenta, signora? Sì o no? Si dica, parli, non faccia signora. Sì. Allora, io le faccio una domanda che le fecero anche allora. La domanda è questa. Lei ha parlato di minacce, anche di botte, comunque, minacce ricevute da suo marito. Povero malatesta è rimasto. No, ma porino, lui era... No, aspetti, non ho capito la domanda. La scusa, domanda è scusa. questa. Queste minacce gliele fece anche Vanni a questo suo marito. Sì, lo fecero tutte e due. Allora guardi, lei quando è stata interrogata questo giorno che le ho detto, su una domanda precisa come questa, il pubblico ministero chiese chi Vanni ha mai minacciato suo marito e lei rispose no. Forse era ma è vero, l'hanno minacciato, l'hanno picchiato e l'hanno fatto di tutti i colori. Come mai questa volta lei rispose no? Forse che era emozionata Sì, anche è come a ora. pagina 37. Naturalmente vi chiedo l'acquisizione. Senta, ma perché veniva minacciato suo marito? Per quale ragione? Cosa Ma, voleva andare lui? Siccome che questa Maria Mugnaini è una criminale addirittura, Questa Maria Mugnaini. sì, una criminale Ecco, ci dica chi è questa Maria Mugnaini? e che è un ex come si dice, cognato Una cognata e suo marito, era una cognata e suo marito. sì, era la moglie di una... E allora? perché quella era una criminale, picchiava anche suo marito. Non era normale. La Maria Mugnaini picchiava il suo marito. Anche. E con suo marito che c'entrava? Non c'entravano perché lei e suo marito decidevano non rubare, non fare cose magari non lo so, tutte queste cose, minacciava anche suo marito e voleva tutti i maneggi in mano a lei, faceva sta mano anche suo marito a tutti, in famiglia, siamo stati tutti come non sappiamo più come dirti, siamo tutti criminali. Non so.
per colpa di questa Maria Mugnaini sta sempre per quella, perché lei organizzava tutte come lei, ci sta tutto male. Senta, e con Pacciani questa Maria Mugnaini c'ha a che vedere? E io questo non lo sa lei, che ne so io. E con Vanni? Si vede che volevano fare la scuola insieme. Come? Si vede? Volevano fare la scuola insieme. Fanno la scuola insieme a Vanni? La Maria Mugnaini ha fatto la scuola insieme a Vanni? Ma io penso di sì, perché quando ne ha fatto, dove dai, cosa ne ha fatto? Non lo so. Ma ci vuol dire cosa ha fatto, cosa le ha fatto di preciso sta Maria Mugnaini a lei? E ci minacciai sempre, di continuo, ma perché io questo non lo arrivo a capire nemmeno. Minacciava sempre? Poverino, sempre quando era Tavarnello mi hanno sempre minacciato, sempre, mi hanno dato a noi fino a tutto. Anche l'Andreaccio? Anche l'Andreaccio, poverino, quando era insieme a quella criminale. Come? Insieme a quella criminale di Maria Mugnaini e Andrea Antonio, tutti criminali per me. Già che ci siamo, signora, ce n'è altri criminali che ci vuole indicare? Se ce n'è qualcun altro ce lo dica, poi magari lo sentiamo e sentiamo un po' la... signora, c'è qualcun altro che le voleva male? Signora, quando lei parla di questi episodi che riguardano Vanni, che riguardano Pacciani, a che epoca si riferisce? Quanto tempo fa? Dopo l'altra mia figliola. Come? Dopo? Poco dopo. Poco dopo? Un'altra mia figlia. Come? Era nata la mia figliola. Dopo quanto? Dopo 3 anni. Dopo 3 anni. E la sua figliola è nata in che anno? Nel 70. 71? 1971? Sì o no? Sì, capito? Come? Sì. Quindi questi fatti che lei ha raccontato vanno sistemati nel 74? Sì. Sì. E dopo il 74 E poi dopo io non sapevo più che a fare, mi trovavo a mettere anche a lavorare in collegio per conto di queste cose quali che tutti i miei figli a casa ce la faccio più. Allora, sospendiamo e si riprende dopo. Senti, abbia pazienza, scusi la corte per essere così insistente, ma questo forse ha presente la corte. È il quarto soggetto processuale di questo genere, di questo processo. Cioè nel primo, nel secondo, nel terzo e il quarto, compreso questo signore qui. Dobbiamo sospendere, signora? Possiamo andare avanti? Lo dica lei. Scusa, Possiamo andare... prenda un altro volante. Possiamo andare avanti o dobbiamo sospendere? Lo dica lei, sì. Noi facciamo quello che dice lei oggi, vedi? Almeno stavolta, va bene? Grazie. Prego, no. Signora, lei ha detto che il Pacciani l'ha portata a forza agli scopeti. Ma a forza cosa vuol dire? L'ha messa nella Ma macchina? che mi ha preso un collo e mi ha portato fuori, mi ha fatto fare le scale e mi ha portato fuori e mi ha portato nella macchina. Di peso proprio? Sì.
Questo lei non l'aveva mica detto, sa, quando è stata interrogata. Si vede come... Se n'era ricordato. si vede che non... Lei, insomma, quando venne interrogata, il giorno che gli ho detto... Si vede che non mi è venuto a mente. Come? Si vede che non mi è venuto a mente tutto questo... Chiesero, dice, ma lei disse, chiesero, dice, ma Pacciano se le faceva, si comportava male, disse. Poi chiesero, come si comportava male? Lei disse, perché mi spingeva forte, a me si comportava male a modo suo. Sì. Però sta cosa l'aveva presa di peso, tirata 2500 e portata a forza di scopeti, lei non la disse. Si vede che qualcosa magari... Lì si vede che... Tra l'altro io non ho presente tutti i suoi interrogatori, signora polizia, eccetera, forse può essere in questo, può aiutare il pubblico ministero la sua decisione, mettere lui nelle mani degli altri. Ma questa cosa non l'aveva detta nemmeno prima da nessuno. Questo Diciamo, Presidente, che se lo leggiamo tutto nel verbale del dibattimento Pacciani, la signora a proposito di questo episodio lo stesso dice, non mi ricordo, ho difficoltà a raccontarlo, Sì, era no. nello stesso modo in cui si presenta oggi anche il processo Pacciani. Quindi questo nessuno gli fece la domanda come fu portata e la signora lo disse. Oggi lei, avvocato, gliel'ha fatta, la signora lo dice. Signor pubblico ministero, qualcuno gli fece la domanda in che modo si era comportato male Pacciani. Si era comportato male, ma nessuno gli Va chiese. bene, facciamo le contestazioni e poi prendiamo atto delle risposte che dà la donna e tutto qui. Su, Perché se no, spingeva i forte, commenti. a me si comportava male a modo suo, la spingeva forte. Dopodiché gli venne chiesto Sono state se tutte graffiate. come? Sono state graffiate io. È stata graffiata. Sì. Dove? Io perché sono tutta graffiata, che Sta E fa indicando segno il qui petto. nella parte al petto. Cioè viene graffiata e cosa? io vengo graffiato con tutte. Come? Lui sono venuto graffiato. Sì, ma non si copre la bocca. Vogliamo dare atto che Si dà atto che la teste quindi sono state tutte graffiate indicando il petto. Insomma, non proprio il petto, un po' sopra il petto. La mammella sinistra, signora, per caso? Dica di sì o di no? Sì, Ecco. All'epoca era la mammella sinistra che interessava a qualcuno, vero sì? E quindi lei parlò della mammella sinistra, oggi invece c'è Pacciani la porta di peso della canzone. Ora voglio dire questo, voglio sapere questo. Il posto dove l'ha portata con la macchina Pacciani, che posto è? Ce lo vuol descrivere? Le ha detto gli scopeti. Ora gli scopeti sono una strada abbastanza lunga. Che posto era? Sì? alla scopetta. Agli scopeti, ma dove? E ora vicino alla persona. Quella piazzola dove sono stati uccisi poi quei ragazzi francesi, era quella? Ora prima era lì. Era lì? Sì o no? Sì. Ecco, allora le contesto, signora, che lei quando è stata interrogata, sempre quel giorno che gli ho detto, e gli chiesero questa stessa cosa, e lei disse no, che non era quella, era 2 chilometri, era un'altra canzone, ed era a distanza di 2 chilometri. Allora come stanno le cose? Era quella o era a distanza di 2 chilometri? Come si dice? Vede, lei disse così, e quelli venne chiesto dal pubblico ministero, e quello, ricorda il punto esatto? Lei disse sì, e quello dove c'è avvenuto poi un omicidio? No, rispose allora, che poi tra l'altro era anche, come dire, 2 anni fa, 3 anni fa, ricordo questo. No, è vicino ma non è là. Quanto vicino, signora? Ora non mi ricordo, saranno in un paio di chilometri da lì. Allora, signora, ci vuol dire dov'era sto posto?
esattamente nella piazzola. Dove che? Signora, ma agli scoperi c'è andato una volta o c'è andato più volte? No, Una volta solo. Sto aspettando di sapere, signora, qual è la verità. Se la piazzola era quella dove sono avvenuti i delitti di quei francesi, oppure se era una piazzola diversa a distanza di 2 chilometri. O l'una o l'altra cosa, bisogna ce lo dica. Lei ci pensa un po', se poi non se lo ricorda, dice non me lo ricordo. ma poi, io insomma, ora... una risposta la verità- me la dia, che lei comunque sì, sia, ma ora signora, preciso è non una è... testimone qui, ha Scusa, capito? scusi, io non è che preciso, non mi ricordai che era la prima volta, a me, questo è il discorso, io è la prima volta che potete dire preciso, le possiamo spiegare ora. Insomma, vediamo un po' se la posso imparare io, se la posso aiutare io a dire la verità. Lei, dopo che c'è stato col Pacciano, c'è tornata agli scoperi qualche volta o no? No, Mai. no, non me ne porta niente. Quindi lei la portarono in una piazzola. Sì, sì, basta. Non sa se è quella, questo se è quella dell'omicidio o una piazzola Vabbè, questo simile, non lo so. o vicino o non vicina. È così? sì. Lei Io non c'è mai stata agli scoperi altre volte? No, a me sono persone, a me che fanno... No, Dopo quei ragazzi furono ammazzati, lei non sa nulla. no, non so niente, io questo proprio Bene. non so niente. Allora, signora, per ricostruire un pochino il fatto, Pacciani la prende di peso in casa sua, in collo, e così. Sì. Si fa scendere le scale, la mette dentro a questa 500 e la porta rifilato nella zona degli scopeti in una piazzola. È così? Sì, Andò preciso, così. esattamente. E Vanni? Come arrivò Vanni? Con la sua lambretta bianca. Scusi, se era Era dietro, andate a appuntamento? ma che ne so io ora, se lui è venuto dietro, poi saranno andati appuntamento col Pacciano, senz'altro. Saranno andati appuntamento col Pacciano, senz'altro. Ah sì. Certo, se no come questo dei criminali che faceva. Questi? Criminali. Però questa parola la usi meno, signora, anzi non usi per Scusa, nulla, se no. Beh, ora, Vabbè, loro saranno criminali, non criminali, però lei non può dire nulla, va bene? beh, va bene. Dica Vanni, Pacciani, dal piano sì, per sì, se va c'è un bene, soprannome ora, ce lo dica, se no... Scusa che io... Ok. Va bene. Signora, che ore erano? E ora mi ricorda... Era quello, non mi ricordo se era questo 5:26, non mi ricordo più. Ma è il giorno di sera, Eh? è il giorno di sera. Ma Buio non o era non proprio, buio? non era proprio buio, ma non era neanche... Non era come ho sempre detto che non era proprio... Era un po', come si dice... Quasi buio, Infatti. il sole non c'era più. È così. Però ci si vedeva ancora, signora. Sì, certamente. E Pacciani aveva 500. Sì, E allora poi, voglio dire, nella 500 chi c'eravate? Lei, Pacciani, poi chi? Anche Vanni? Anche Vanni entra nella 500? sì. Tutte e tre dentro la 500? Sì o no? Chi? Non Tutti e capisco. tre dentro la 500? Così. Come tutti e tre. Vuole sapere se... Quando arrivò Vanni dove rimase? Rimase sul motorino o entrò nella 500 anche lui? Entrò nella 500 tutte e due, una a destra e una a sinistra. E così Una a abbiamo- destra e una a sinistra nella Sì, 500? della 500.
E così mi spogliavano, come ripete, e me ne... Tutte e due dentro la 500 la spogliarono. Signora? Sì, sì. E allora sta dicendo un sacco di storie, sa lei, signora? No, com'è? Perché dentro la 500 3 persone No, a fare 3 un lavoro persone, di ho questo detto genere io, non no, ci scusi. stanno, signora, No, capito? no, ma... Stai chiarendo. Dica, Chiarisca, signora. sì. No, ora scusa, quando io nel 500 sono stata con... Aspetta, lei dove stava a sedere? Io attraverso la macchina, ma non... No, dove sta a sedere lei? Signora, lei dove stava a sedere nel 500? Per capire come si è svolta la scena. Mamma è che... Ora rispondiamo anche all'avvocato. Lei dove stava a sedere? L'hanno portata alla piazzola. Sì, Lei stava in macchina. Sì. Dove stava? Davanti o di dietro? Sedere di dietro? ma io la prima volta, io gli ho detto che... Per sapere come si sono comportate queste due persone. Vogliamo ricostruire un po' la scena nel limite del possibile. Ecco. Allora, Lei stava sedendo nella macchina, sì, dove stava a sedere? lui... Allora, lui... mi mise davanti una mano. Non posso più. Lui mise davanti? Una mano del cielo. Che mi tenevi forte. Io vorrei ci desse atto la testimone Corbotta. No, sta dicendo non ce la faccio più, mi mise la mano. Allora vogliamo sospendere e ricominciare, perché a me non sembra dignitoso continuare un esame in questo modo. Io ho da fare un esame serio. Calma, dobbiamo dare atto di com'è la signora, non sta borbottando, ha spiegato. Scusi, avvocato, prima Perché? rispetto per la persona Ecco. e per la donna che ha avuto questa grande prima rispetto. Presidente, il rispetto ce l'ho e come? Non ce l'ha, rispetto- perché sta dicendo il borbotta. Forse ce l'ho più io il rispetto per questa persona di qualcun altro. Allora, No, per carità. momentino, Mistero, per cortesia. Io non accetto queste provocazioni. Allora, Provocazione sulla signora, provocazione. Venga via, un po' di... E ci vuole un po' di rispetto, Detto che questo è scusate. il quarto soggetto di questo genere, di questo processo. E con questa? E con questo E con questo cosa può darsi ne troveremo anche qualche altro di questo Forse ce ne soggetto. saranno altri avvocati. E che vuol ci dire? possiamo fare? Se il monte è quello, Se questo è il l'imputato materiale. che viene processato innocente o colpevole è questo signore, che ci possiamo fare? La colpa lei o io? Nessuno. Scusi, no? Mistero. Allora, signora, torniamo a Vedo noi. proprio Non hanno- assolutamente di cosa stia parlando l'avvocato. Allora siamo, poi dopo la mando via, Non mi dica. Dobbiamo sapere. Lei è andata come si chiama, alla piazzola di Scopetti. Lei stava a sedere accanto al Pacciano, il Pacciano guidava e lei era seduta accanto. Siete arrivati alla piazzola, lei è rimasta nella stessa posizione o ha cambiato posizione nella macchina? No, lui dopo con una mano ha spento la macchina Lui ha spento la macchina, poi e poi mi ha chiappato per le braccia. chiappate per le braccia. Sì, mi ha tratto forte. E dove la chiappate per le braccia? Mi ha tenuto L'ha retta forte. per le braccia. Sì, e tenendo forte con le braccia così, Eh. con tutte le mani e con... E Vanni dov'era Vanni? E dietro, ieri dietro con la lampretta, poi sono tutte e due, me l'hanno tenuto forte. E me l'hanno messa stessa attraverso la macchina. Sui due sedili. L'hanno messa stessa sul sedile davanti, in mezzo ai due sedili l'hanno messa stessa. Sì, attraverso la macchina. Ha sempre detto attraverso, Presidente. L'hanno stessa attraverso sul sedile davanti. Allora. Sì. Sul sedile davanti. Che mi tenevi per il capo, Uno teneva per il capo e un altro
e mi spogliavano, mi tiravano. Non sapevo. E poi per fortuna che loro sono andati a vedere lì, e così mi è uscita. Uno lo gira per la testa e l'altro per le gambe, e così, dall'altra parte. Ha sempre detto una a destra e una a sinistra. Io non conosco le devozioni di questa L'ha detto donna, anche voglio ora, capire. Presidente, l'ha detto in questo momento, Prego, una a avvocato, destra e una a prego. sinistra. Questa è la versione. E la spogliavano. Poi ha detto ora per fortuna possono andare a vedere le altre coppie. Sì, se no, sapevo che me... E lei ha approfittato e poi è scappata. Certo. Bene. Altre domande? Sì, eccole. Signora, lei ha detto che in quel posto c'erano anche altre coppie. Sì. A che distanza? Ma erano poco lontane, però io mi prese prima le scarpe e penso via, come era. Così poi per la strada mi sono messa il vestito. Come? Mi sono messo il vestito come era strappato fuori. E lei però quando gli hanno fatto queste cose avrà gridato, Non ho capito, scusa. si sarà messa a gridare lei. Certo. Allora, sì. E queste altre coppie stavano vicino o si facevano? Che orario? Questo. Là. Che fanno tutte le coppie, non so. Vedo in questa scena di questa signora presa da una parte all'altra, strappati, violenze, e nessuno fa nulla. Ma nulla perché io veramente a volte parlavo anche a mio marito. Come? Quando venivano a casa io parlavo a mio marito, ma lui era ubriaco, non so se... C'entra suo marito, sto parlando delle coppie sì, che stavano lì vicino, poco scusa, lontano. Sì, ora lo stavo dicendo. Insomma, nessuno... Nessuno ha fatto nulla. Benissimo. Nessuno ha fatto nulla. Persino in piazza del Duomo. Sì, sì. Poi quelle notizie. Genato non so se lei... Sì, però resterebbe da capire perché non ne ha mai parlato prima di questo processo. Ma a dire il vero, i Comunque verbali sono su, qua. su tutta questa storia, signora, ancora glielo domando per un'altra volta ancora. Come mai lei, quando è stata interrogata nel processo Facciani, non ne ha parlato, pur parlando dei graffi che ne faceva Facciani sulla mammella sinistra? Che poi era confusa. Era confuso. Era troppo confusa, era anche successo da mia figliola, era troppo confusa. Non poteva spiegarmi le cose tutto per bene. Poi non è proprio così, ci sono i verbali, gli fu contestato ciò che aveva detto in istruttore. Come? Contestato che queste cose le aveva già dette a verbale. No. I verbali sono nulla di questo. Comunque il verbale che è stato Per fortuna non ci sono verbali, quindi non c'è problema. Così. Altre domande alla testa? Sì, certo. Lei ha detto a proposito di quello che avveniva, Presidente, voglio dire, io devo continuare, questa è una testimone molto importante, a parte la capacità testimoniale. Che a me Questa sembra... intanto è una testa della Corte, va fatto, non è che comunque possiamo fare di sia, comunque sia, una testimone della Corte, per questo perché io per dovere di correttezza, come mi sono sempre comportato, vi lascio fare le domande, non è che vi faccio fare tutte le domande che volete voi. Vabbè, lei se sente una domanda non pertinente me lo contesta, Presidente, e io cambio la domanda o la ritiro o non la faccio. Prego. Ecco. Però, ripeto, questa è una testimone importante per la Corte. Quindi io ho diritto di controinterrogarla con tutto... Infatti gli ho dato la parola a posto. Per l'accusa non l'aveva nemmeno portata l'accusa. Difatti, sì. Difatti. Allora, lei dice che
A proposito della casa di Faltignano, a presente, Sì. dove ci stava Salvatore Indovino. Mhm. La domanda è questa: lei dentro a questa casa di Faltignano, dove stava Salvatore Indovino, Sì. c'è mai stata? No. Ora guardi, glielo richiedo per bene, signora, ci ha mai messo piede dentro a questa casa? No. Dica la verità, signora, eh? Più che la verità, proprio così. Allora ci dice come fa a parlare delle cose che fanno solamente i criminali in quella casa? Quali Beh. cose? Beh, perché... Come fa a saperlo? perché passavano da lì questi qui e sentivo delle voci, sentivo ogni cosa, si sente, anche se siamo chiusi in casa, ma tanto era una piccola casa che non è che, come si dice, non è che si sente ogni cosa, quelli che fanno e quelli che dicono. E cosa sentiva lei? E sentivano che dice che mettevano la Filippa urlava, quella, Come? La Filippa urlava. Perché litigava un Salvatore Indovino? mi Sì, immagino. che lo mandava a costruire, la mandava, come si dice, la mandava come si dice, prostituta. A costruire. A prostituirsi. Così. No, finalmente vede che racconta le cose. Ecco, lei sentiva che urlavano questi due in casa? Sì, urlavano perché dicevano ma vogliono ammazzare, poi la veniva sempre graffiata, ubriaca. Avete ubriaca, graffiata? Ubriaco, urlava. Sì. E dicevano vogliono ammazzare. Chi? Dopo, la Filippa diceva anche questo, dire la verità, forse non l'ho detto, ma lo sto dicendo ora. Chi la voleva ammazzare? E dice, mi faccio Ma chi la voleva ammazzare? io ora questo sentivo vogliono ammazzare, parlo loro come lo chiamavano loro. Parlo loro come lo chiamava lei. No, signora, come ha detto? Come la chiamai Filippa, la chiamai questo toscano e parlo loro. Allora io Ora il Palla d'Oro sarebbe il toscano, il carabiniere di Tavernelli. Che dici sempre quella maniera. Ho capito, signora, scusi, stia attenta bene a quello che dice. Lei sta dicendo che Palle d'Oro la voleva ammazzare la Filippa? No, sentiti, mi vogliono ammazzare, ma qui era, non lo so. Però dicevo Palle d'Oro, ma lamentavo questo discorso di quello e di quell'altro. Un po', come si posso dire ora? Cioè Filippa si lamentava dicendo si lamentava, ecco, che la volevano ammazzare, è così. E Palle d'Oro cosa c'è? No, io quello non so lei. È la Filippa che ricordava questo Palle d'Oro. Beh, Ma Palle d'Oro è il toscano? sì. Non siamo Mangiaorecchio, non diceva lei. Siamo Palle d'Oro e Mangiaorecchio, la stessa cosa. È la stessa cosa. Se c'era l'orecchio a mio marito, dai. Meglio. Signora, ma Palle d'Oro, il toscano, il carabiniere, frequentava anche lui la casa di Indovino Salvatore? A quello che ho potuto capire da lì, sì. Lei l'ha vista? L'ha vista Io andare non e è venire? che devo dire, perché nel senso che loro questi, come si chiama, Pacciano, poi forse qualcuno magari non so perché non ne penso, forse passavano No, io posso sapere se lei ha mai visto il toscano Mangiaorecchio, Palle d'Oro, come lo chiama lei, andare o venire da casa dell'Indovino Salvatore. La voce sua l'ho sentita. Cioè non l'ha visto ma ha sentito la voce. Sì, conosce bene la voce. Ha detto prima non so se passava di dietro. Sì, questo è vero. Però la voce si sentiva. E la sentiva da casa sua o passava Certo. sotto la casa di Indovino? Sì, perché casa mia era attaccata. Cioè, Sono 3 metri. Vabbè, sono non lo so, neanche non 3 so metri, chi l'ha visto. sono neanche 3 metri, si sente bene, Va no? bene, prego. Quindi lei sentiva la voce di toscano?
certo. E diceva qualche cosa questo toscano? Ma io sentì più che altro, come si chiama, la Filippa. Sentiva la Filippa. E che Giulia. diceva la Filippa? E... Spiro da dire, che non ammazzare, poi facci vedere che era tutta graffiata, si veniva tutta gonfia, veniva tutta a casa mia, veniva davanti a casa mia, poi capito, era sempre... Filippa diceva mi vogliono ammazzare, gridava Sì, gridavo sempre su questo. E in questa occasione lei ha sentito la voce di Toscano. E l'ho sentita anche alla voce si sente bene come me, oramai mangia orecchie. Sì. E la voce di Vanni l'ha sentita? Si sente bene, sente quando queste... Ma Vanni l'ha mai visto in questa casa di Salvatore Indovino lei? E sono visto insieme? Come? L'ho visto insieme ad entrare dentro, ad andare lì, andavano per lì, che dalla strada mia, e così... Si vede benissimo la strada, a casa mia si vede benissimo, anche... grazie. Si vede benissimo, che vuoi, che la strada era... La porta era per così, si vede proprio di fronte alla strada, si vede ogni cosa, anche se non volente, ma si vede. Insieme, vanno insieme, ma insieme a chi? A Pacciano. Pacciano. Entravano in questa casa? L'ha visto entrare in questa casa? No, camminavano e poi la casa di Indovino era per così, ma però comunque dalla strada dove era io e la casa era di fronte così che andavano là. Ma Vanni faceva il postino, lei lo sa. Sì, Quindi nelle case ci andava tante volte a portare la posta. A lei gliela portava la posta? sì. Ma insomma queste cose criminali che lei ha detto, che venivano fatte in questa casa di Caltignano, cos'erano? Beh, per me quelli che fanno queste cose nere, queste cose, per me sono... Per me, perché l'ha viste lei o perché se lo immagina? No, non è che lo immagino, io l'ho sentito, cioè con le voci stesse le sentivano sentivano, poi lei Maria Mugnaina l'ha sempre... Ecco, ora ci spieghi cosa c'entra Maria Mugnaini, perché questa Maria Mugnaini è importante a questo punto. Beh, perché anche lei, allora, ora comincia tutto, cavolo, scusate. Allora, quando lei aveva da fare un figliolo, come si dice, negro, come diceva lei, Quando? perché lei a casa mia, quando è cresciuta Andrea Antonio, era incinta di un, come si dice, Questa, scusi, sta Maria Mugnaini è la moglie di Andreaccio Antonio? no, amore, non c'entra niente. No, che c'entra quella lì? Non c'entra proprio niente. Allora, lei ha detto che questa Mugnaini è la cognata di suo marito. Come si chiamava il marito di questa signora? Bruno. Bruno come? La testa? Certo. Non lo so, signora, me lo E dica tu lei. vedrai, e sei il fratello di mio marito, vedrai. Vabbè, semplice, vabbè. Bruno ma la testa, bene, non mi dica. E quello poi dice, si faceva vedere tutto come si cignava per questo... Beh, uno quando aveva un figliolo ha già 8 mesi e mezzo nel corpo, la teneva. Anche questo è come si dice? Ma chi è che insegnava a questa donna come si fare per... Che faceva, cioè lei, come si dice, faceva davanti alla mia suocera e che poi si avvantaggiava che aveva questo figlio da fare la cigna
E così in casa sua mi fece vedere ogni cosa, perché io non c'era la mia socia Polina, era tanto buona e si faceva vedere ogni cosa perché. Scusa, io non ho capito, perché io non volevo essere, Allora, scusa, non volevo essere un suggerimento, ma cosa c'entra il bambino che doveva nascere? Perché era quasi per Lei la nascere, voleva perché- far nascere o non voleva far nascere questo bambino? E noi la cignata, La stretta. la stretta con la cigna, tu vedrai, quel bambino se ne andava. Faceva pratica d'aborto. Ma poi era da 8 mesi e mezzo, era un ufficiale. E questo bambino è morto poi o no? Beh, certamente che vuole far nascere. L'hanno stretta. Eh, E chi era questa mamma? Maria Mognaina. Lei? Mhm. Ah sì. Perché si faceva vedere ogni cosa, dato che la mia socia mi chiamava lì per aiutare un pochino perché lei, la mia socia, era sempre impaurita perché. Cioè, faccio capire, Maria Mognaini faceva questi aborti agli altri o lo faceva a se stessa? No, l'ha fatta per sé questo. Per sé. Ecco. Per sé. E cosa c'entra ora questa storia? Beh, c'entra anche questo in un certo senso, perché quello mi c'entra anche questo perché picchiava anche la mia socia. Lei picchiava la sua suocera. Sì. La C'entra Maria anche questo. Mognaini picchiava la sua suocera. Sì. Vabbè. Ma cosa c'entra, scusi, un Partignano, il Beh, mago, ora Indovino? forse magari sono da una parte ho trovato un altro, scusate. Forse Come? Beh, forse da una parte ho trovato un altro, però è così. Da una parte? Sono arrivato, cioè da una discussione da un'altra, però. No, ma io la domanda che gli avevo fatto era diversa, le chiedevo cos'erano queste cose criminali che succedevano via di E Fartignano. lei ha citato questo esempio qui. Ho citato anche questo. Lei ha citato questo fatto della pratica abortiva che si è fatta la Ma Mognaini. non c'entra niente, perché E lo so che non Sì. c'entra nulla, però per questa lei... Maria Mognaini stava con Salvatore Indovino, signora. Ci andavano lì, tu vedrai. Come? Ma ci andavano lì senz'altro perché sentire la voce sola, sente le voci, no? Si sentono bene Quindi le lei ha voci. sentito anche la voce Maria Mognaini Sì, dentro sì, la sì. casa del mago. Sì, perché loro si sentono la voce sua, la capisco da lontano. Ecco. Ma lei, la Maria Mognaini però non abitava col mago, ci andava anche lei o sì per fare che? Ma che ne so io? Questo Non lo sa. Beh, e questo proprio. Quindi e l'Andreaccio ci andava dal mago. Ma se erano insieme io credo. Le voci si sentono tutte. Che Ha si sentito andava. anche la voce dell'Andreaccio dal E ho mago? voglia. Anche l'Andreaccio. Poi il Toscano, no? E c'è Toscano, perché si sente la voce si sente bene. E ha sentito la voce di Maria Mognaini, del Toscano, di Andreaccio, tutti a casa di Salvatore Indovino. Le voci si sentono benissimo. La sentite sì o no? Certo che l'ho Sentiva sentito, se no non lo direi nemmeno. Tutte insieme, signora, o una alla volta queste voci a casa di Salvatore Indovino? Beh, tutta una volta, perché si sentivano benissimo da casa mia, tutte le cose. Tutte insieme erano. Sì. E questa volta ci ha sentito anche la voce di Vanni e di Facciani? Quanto? Questa volta lei ha sentito tutte insieme le voci dell'Andreaccio e della Maria Mognaini, E certo che lo si di sente. Toscano, di Salvatore Indovino, ma ha sentito anche quella di Vanni e di Facciani in questa occasione? Come non capito, scusa. Dunque lei ci ha detto che una volta ha sentito dentro a questa casa di Salvatore Indovino le voci di Andreaccio, Toscano, Maria Mognaini e immagino anche Salvatore Indovino. Volevo sapere se ha sentito anche la voce in questa occasione di Vanni e di Facciani. Bello detto. Sì. Avete detto sì? Sì, sì. Ho capito. Quindi parlavano tutti insieme là dentro. Tu vedrai, io. Come tu vedrai? Lo dice Sì, lei? sì. E diceva cosa, signora? Beh, Lei ci sta a pochi metri, no? Facevano una messa nera, signora. beh, questo sono sicura perché si sentivano da dire, tu vedrai, le voci di quelle che dicevano, È sicura che faceva una messa nera? certamente, Certamente, signora. sì.
Perché lei sentiva dell'egiaculatoria, cosa sentiva? Sì, sentivo del rumore, poi sai, perché iniziare... Come dei bisbigli, Sì, sentivano delle voci, che poi era lì, si sentono, tanto era a meno 3 metri, tu vedrai. Ecco. E quindi lei è sicura che stava facendo una messa nera? Sicurissimo, Sicurissima. perché così... Tutte queste persone ho detto prima io, Mugnaini, Andreaccio, il Toscano, il Salvatore Indovino, Pacciani e Vanni. O c'era qualcun altro? La Filippa c'era. La Filippa senz'altro, La perché Filippa, poi? poi io l'ho presa. Non si ricorda altri, siamo a 7 persone. E lei per caso dopo ha avuto la curiosità di vedere dove le faceva queste messe nere, non so, in che stanza, se c'era Io una no. stanza adatta lì dentro? Io questo non lo so, Non lo sa. preciso non lo so. Comunque si sentiva. Senta, poi lei ha detto che qualcuno aveva picchiato suo marito. Certo, Chi? Andrea Ciantonia, Vanni allora, Andrea Ciantonia, Vanni e cosa? E Pacciani. Andreaccio, Antonio, Ah. Vanni e Pacciani picchiarono suo marito. Una volta, 2 volte, più volte. Beh, quasi spesso. Come? Spesso, Spesso? sì. Che vuol dire? Tanto in che epoca, signora? Beh, ora ho preciso, ora che posso dire, non è che proprio preciso, ma Come? ora preciso non è che mi ricordo proprio precisi i giorni, i momenti, ora dopo questo no. Non se lo ricorda, ma rispetto al 74, Eh sì, un po' dopo, un po' prima. un po' prima, beh, poi dopo io Insomma, in dalla... quell'epoca lì, Sì, quell'epoca lì. quell'epoca lì, lei stava a Faltignano o via Chiantigiana quando No, picchiavano via suo marito? Chiantigiana allora. Ah, stava ancora in via Chiantigiana. Sì, Come mai quando le hanno chiesto il giorno 24 maggio 94, pagina 37-38 del verbale, lei mi hanno chiesto, Vanni ha minacciato suo marito, ha risposto no. Hanno mai allora, anziché minacciato, litigato suo marito, il Vanni e il Pacciani? Manda a Presidente l'ha litigato. Lei ha risposto, mio marito il Pacciani, prego, non mi ricordo, lo ricorda? No. Glielo contesta, dire che come è stato No, subito il testo dopo. c'è. E la signora dice, ah sì, Ah, sì. ma o lo leggiamo per intero? Sì, dai, faccia finire. No, insomma, vabbè. Sì, glielo contesto. Meno male, le sono arrivato in tempo. Le contestazioni, certo. Allora non si può dire che non l'ha detto. Era amico di Pacciani Pietro e spesso li ho visti litigare loro due insieme contro mio marito Renato. E lei risponde, ah sì, loro due insieme. Cioè dire Pacciani e suo marito, Vanni no. quanto? No, ma quando l'hanno Quindi picchiato questa è una una sera doppia- che l'ho visto dice del il passare. pubblico ministero, questa è una doppia contestazione. No, Scusami faccio un una attimo. doppia contestazione. Perché che lei ha poi... dichiarato, prima di non ricordarsi, Sì. poi su contestazione, lei gli è stato contestato una dichiarazione in cui lei Ci vuole diceva pazienza, su. Sì, Andiamo. Presidente, sta dicendo cose non vere. E qui c'è il Ora verbale. facciamo vedere cosa dice No, la signora, non si faccia preoccupi, ora finire. la signora ci risponderà. prima l'accusarmi di dire cose non vere. che è Li una ho cosa visti che litigare mi loro ha due girato. insieme contro mio marito Renato. Questa è la contestazione, avvocato. Sì. Pagina 38. Loro due insieme contro mio marito. La signora dice, ah, Andreaccio e Andreaccio. Andriaccio, Pacciano Capito? Vanni no. e Vanni. Questo stavo- Vanni l'ho visto passare
Cioè, qualcuno è passato fuori, non l'ho A visto tale per bene. proposito Non l'ho visto per riferire, bene. posso leggere, perché non mi sa accusare di cose non vere. A tale proposito posso riferire che tale Andreaccio era amico di Pacciani Pietro e spesso li ho visti litigare loro due insieme contro mio marito Renato. Io cosa capisco da questo? Che a litigare contro il marito Renato erano questo fantomatico Andreaccio, che prima o poi andrà sentito, tra parentesi, se sempre vivo, vero? E il Pacciani contro Renato, ma Vanni no. Vabbè, il verbale è lì. È verbale qui, certo, qui lo sto leggendo qui. E gli chiedo come mai in questa occasione lei di Vanni non ne ha parlato, benché gli fosse stata fatta una domanda precisa. Signora, ma questo Andreacci chi è? Per disgrazia che è il marito della mia sorella Porino, che ha sofferto tanto anche lei. Marito e sua sorella? Il marito della mia sorella, povera figliola, Sorella come si chiama? è sperduta Caterina. Esatto, suo figliolo parlò di tuo zio. Sì, Parlò di zio, e volevamo sapere con quale esattamente come stava il rapporto di parentela, tutto qui. saprei Bene. come chiama zio. Suo figlio Luciano, Mhm. Prego. Non ho capito bene, signora. Lei ha detto di aver riconosciuto, io non ho sentito bene. Lei ha riconosciuto nella fotografia il signore con la barba. Lei ha parlato di un signore con la barba, no? Beh, l'ho visto, ho detto che io l'ho visto così, ma non mi ricordo È se... molto noto così, però non sapevo dire nulla. No, è veramente questo... Che sappia lei, questo signore ha avuto a che fare con la sua povera figliola. Ma io non so niente. Ho capito. Signora, sempre interrogato anche per sfatare qui una certa atmosfera, questo lo dico per la corte, non per la signora. Lei ha un figliolo, vero? Sì, Come si chiama? Luciano Malatesta. Luciano Malatesta. Questo signor Luciano Malatesta venne sentito nel processo Pacciani, anche in questo. C'ero. Stava sentendo anche qui. E lui ci ha riferito certe cose che riguardavano suo marito. Ora, la domanda è questa. Lei sa come è morto suo marito? Sì, Come è morto impiccato? l'hanno impiccata. L'hanno impiccato. Lei dice l'hanno impiccato. Senta signora, però suo marito prima di morire beveva molto. Beh, certo lo portavano a ubriacare. Lo portavano? A ubriacare. Lo portavano, ma era anche depresso. Chi? Suo marito, insomma, stava male. No, se è stato lamentava. malato che Come signora? è stato molto male. Tutti siamo stati male. Come sei stato? Senta signora, in questa casa chi abitava? La casa di Cencini. Chi? Cencini. No, che c'è? Vuoi sapere quanti eravate abitanti nella E casa? due famiglie sole. 2 famiglie. Sì, via Candiciano, sì. Quindi la sua era composta da lei, da suo marito e da quanti figlioli? Chi? Mio marito, lei, io avevo 3 figlioli. Laura, la Milva e Sì. e Luciano. Sì, sì. Benissimo. E più c'era un'altra famiglia, Sì. Cencini. Mhm. Sì.
Dica di sì o no, signora. Sì, 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 sì. queste sono cose, vero? Ho detto di sì, però. Sì, e com'era composta la famiglia Cencini? Cencini. Sì, Cencini. Lui come si chiamava? Cencini, padre, Cencini, insomma, capofamiglia, Cencini, Lui si chiamava Angiolino. Angiolino. La moglie? La moglie si chiamava Adriana. Adriana. E c'erano figli? Sì. Come C'è si Alessandro e Beatrice. Alessandro e Beatrice. C'erano nonni? I nonni sì, quante. Ma capitavano con lui? Con Angelo? No, i nonni si chiamano. No, la famiglia, se c'era nella famiglia i nonni, per caso. I nonni? Beh sì, quando è nata Beatrice e Alessandro sì, poi dopo morivano. Va bene, eccoli qua. E tutte queste persone, signora, stavate, com'era composta la casa, di quante stanze, con quelle usate da lei, dalla sua famiglia e quelle usate dai Cincini? Presidente, io non ho nessuna opposizione proprio formale, però mi si spieghi a cosa serve. Io lo dico subito, Publio Cristiano. No, La signora... tenendo presente le nostre imputazioni. No, tenendo presente che ha detto la signora, che ha, secondo l'accusa, il riferimento dell'imputazione, non so in che modo, ma evidentemente se gli è stato chiesto l'episodio, la signora ha riferito a che importanza c'è una parola. La signora ha riferito che sia stata privata da questa casa, di peso da facciare, trascinata giù per le scale, affidata a un automobile 500 e portata agli scoprini. Io cercavo di stabilire... Non ha detto trascinata per le scale, presa di... ha detto che l'hanno fatta salire per forza in macchina. Però non so se lo devo spiegare a lei ora. No, Io ho detto che sono state prese per forza e poi mi ha messo in una 500. Dove per forza? Dove? Ma era in casa? A casa. Era in casa. Allora cosa ha fatto? Per forza niente. E mi ha preso in collo. Ha preso in collo e E l'ha mi ha portata in macchina. portato nella macchina di forza. Questo